Saluti Aristanisi, terra di Mariano IV e di Eleonora d'Arbarè. Saluti ai indipendentisti, frati e sorelle che vunti in noi, e chi non vunti in noi, ma vunti con noi. Saluti a tutti. Poi siamo in noi. Se noi vogliamo cercare di dare una risposta di dignità a questa terra, poi ragionare come cominciare a essere autonomi, non erano indipendentisti. Mi scusate, ma è un momento come me da complicato. E me da complicato perché su che ho fatto in 20 anni, su come indipendentista, in pizza è un tema, costa e costao. E non si manco come è possibile che Dio si obbia, se non sa verità. E la partenza della regione che faccio è questa. In Unione Sarda ebbe sì un articolo, Erisero, e la firma è di un professore che noi tutti conosciamo, che è Francesco Cesare Casula, che ha questionato il statuto, che è primo su 2007. E su nomini chi hanno pensato è la carta del Logunoa della nazione sarda, ma è prima del 2007. E poi tiene di un prologo a sa fase 1, chi narra da Icci. La Sardegna è l'isola più periferica del Mediterraneo ed è parte integrante dello Stato italiano. Chi gusta è su incomincio, sa prefazione del statuto sardo, sa cosa insomma pica da uno pago male, o non hai. Ma è periferia, si storia dei giganti, sì? E se periferia, sa poderosa storia del suo popolo sardana, e se periferia, che una femmina nel 1392 ha descritto Saprimo lei contro il stupro in suo mondo. E periferia, una femmina che ha nato si attilli seccato su pe, a modo che lo pellat. 1392. Questo è pestarsi i gioielli. E questo è l'atteggiamento che sarebbe il caso di oltrepassare. Perché? Perché in fatto di dignità non dobbiamo dare così adito a inferiorità, cosa che invece spesso è sempre presente questa Sardegna nella lamentela. La Sardegna sempre restituita al di meno, alla negatività del di meno, ma noi sempre sotto. Ecco, penso che in 20 anni, ma anche di più, io non ho mai messo da parte chiunque abbia lavorato per l'autodeterminazione della Sardegna e stia continuando a farlo. Abbiamo dei paradigmi fortissimi per poter dire che siamo in una strada giusta, che è quella dell'autodeterminazione fino all'indipendenza. Ma oltre le analisi, oltre queste lamentele che stiamo raccogliendo, c'è qualche cosa che diventa pratico, perché siamo fondamentalmente persone pratiche. E mi riferisco a una battaglia poderosa che dura da tanti anni, ma che un anno fa è arrivata a un dunque fondamentale, e cioè, siccome noi pensiamo che non siamo periferia nel Mediterraneo, ma che anzi con i fratelli e le sorelle della Corsica abbiamo molto da dire, abbiamo presentato alla RAS nel febbraio 2023, ed è stata anche approvata all'unanimità, la richiesta di una formazione di una commissione indipendente che si preoccupi dei costi della dipendenza
in quanto a servitù militari in Sardegna. Siamo partiti da questo. 25 anni di presenza militare americana nell'arcipelago della Maddalena, costi, ricavi e via dicendo. A che cosa è servito lo studio di Pasqualino Serra, ex sindaco, che questo lavoro fece fare nel 1996? È servito a dare una misura dell'introito eventuale, delle grandi fortune che ci sarebbero entrate in 70 anni di presenza militare in Sardegna, oppure dei danni. Bene, Pasqualino Serra ha deciso, dando in mano a un'agenzia, che era il caso di avere i conti alla mano. Quanto costa la dipendenza dalle basi militari? Cosa sono i ricavi, cosa sono i costi, cosa sono, proprio in termini stupidi, benefici e perdite. E nelle conclusioni di questo lavoro qui si sottolinea che in 25 anni la Maddalena avrebbe avuto una perdita di 45 miliardi di vecchie lire. Allora la nostra riflessione è stata la seguente. Chi sposi vai questa cosa in una terra vittica come la Maddalena? Perché non allarghiamo a tutto il resto della Sardegna questo tipo di analisi? Perché se la tua carta non canta, c'è un solo contendente, un contraente. Se non ci sono due persone che discutono, ma una sola, cade il discorso, cade l'argomento. Ma se tu hai valutazioni numeriche di questa presenza, tu puoi tirare sulla testa e dire, bene, adesso magari siamo diventati miliardari e non lo sapevamo, magari invece possiamo mettere in mora l'Italia. Bettina, ci siamo coi tempi. Dedico un minuto perché questo lavoro è stato fatto con i corsi, è stato elaborato alle giornate indipendentisti a Corte nel 2022, da febbraio 2023 è depositata alla RAS un impegno del Presidente della Regione per identificare un soggetto terzo internazionalmente riconosciuto che sia capace di fare un lavoro come questo, perché si attivi una richiesta al Ministero della Difesa e al governo italiano su quanto hanno guadagnato in 50 anni di presenza militare qui e perché si attivi la consulta Sardo-Corsa che è presente in regione, già istituita dal 2014, perché questo è il momento di sapere le cose come stanno. Chiudo con due cose volanti. Il bronzo dura di più del ferro e dell'acciaio e i messaggi che ci sono nelle nostre pietre iscritti ci mandano un messaggio di esistenza, forza, durata che chiedono l'eternità, finza s'indipendenza.